per rispondere a qualche domanda e dirvi un po' di news, e anche magari parlare di qualche cosa che mi sono preso nota qui a fianco. Intanto vi dico già, se avete delle domande, siete live, fatemele, scrivetemele, così ho modo di rispondere mentre faccio questa live di saranno 20-30 minuti. Ci sono varie novità. Le prime novità sono quelle di aver creato pochi giorni fa un nuovo prodotto che potrebbe interessare a molti di voi che seguite il mio canale, se soffrite di dolori cronici o di, insomma, sintomatologie persistenti e non avete ancora avuto accesso al mio percorso Pro Neurobalance, che è praticamente il mio corso più completo che c'è in Veneziano Therapy, che è un corso con tantissimi video che vi spiegano cosa fare e come essere guidati con le terapie di riprocesso del dolore, perché sapete che il dolore persistente, la maggior parte dei dolori persistenti sono causati da stress represso, stress somatizzato nel corpo, e poi il sistema nervoso in qualche modo lo memorizza, lo perpetua e lo rilascia in quelle zone, diciamo, più sensibili del corpo. Non a caso sono sempre le stesse. Parliamo di tutta la parte posteriore, dove ci sono veramente tantissimi nervi che finiscono sulla schiena, sul collo, sulla testa. Ovviamente le solite zone sono quei 10 punti, che tra l'altro sono gli stessi punti della fibromialgia per fare una diagnosi, no? Trapezi, collo, schiena bassa, quindi la parte delle natiche, poi qualcuno soffre anche di dolori in altri punti, magari pelvici, stomaco. Tutti questi punti sono sempre i soliti, insomma, poi magari si possono muovere o qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno. Io principalmente soffrivo di dolori al collo, pelvici, emicrania, e ogni tanto il dente, Forse ne avevo parlato riguardo ai dolori anche dentali, no? Poi magari, boh, se avete delle domande in particolare sulla parte dentale, insomma, posso dire la mia esperienza. Ehm, Senza perderci, stavo dicendo riguardo al nuovo prodotto, si chiama Neurobalance Essential Kit, perché negli ultimi giorni ho pensato: cos'è che veramente serve a una persona che soffre di dolori cronici e non vuole subito investire in Neurobalance Pro, che ovviamente ha un costo più alto di Neurobalance Essential Kit. Cosa potrei mettere dentro per far partire una persona che non sa niente e vuole iniziare da zero? Ovviamente posso dirti di andare a vedere i miei video, però i miei video sono ad oggi più di, se non sbaglio, siamo quasi ai 180 video negli ultimi 2 anni. Sono tanti, quindi uno dov'è che deve iniziare? Perché se inizi semplicemente dalla meditazione e non sai la parte iniziale del perché, il per come il dolore si crea e si perpetua, capisci che non ha così tanto effetto. Oggi la neuroscienza studia proprio come il cervello va a prevedere il dolore, e questa previsione, questa credenza che il cervello ha verso il corpo, ce l'ha in base a quello che sa, in base alle esperienze che ha vissuto, in base a quello che i medici o chiunque attorno a te ti dice. E per quanto ci siano veramente tantissimi medici molto formati, la stragrande maggioranza non è formata. Avete presente c'è una legge del 20/80, no? C'è l'80% di persone che sono ignoranti e il 20% persone che sono educate nel senso che son formate. E in ogni percorso, in ogni professione troverai l'80% che non è formata e il 20% che è formata. E molte persone
insomma ti potrebbero dire che tutte queste cose che io dico sul mio canale YouTube o comunque nel mio lavoro, sono cose che sono un po' strane, però nessuno può dire che non sono fondate sulla neuroscienza. Quindi queste nuove pratiche di riprogrammazione neuronale sono basate sulla neuroscienza del dolore. E lo so che può sembrare strano che, con una meditazione, con delle educazioni, con delle letture, con delle terapie che mirano quindi al cervello, tu puoi guarire. Lo so che è strano, però questi sono i fatti. Abbiamo tantissime persone che sono guarite dal dolore persistente. E poi guarire cosa vuol dire? Vuol dire fare le cose che, vuoi fare senza limitazioni, okay? Giusto qualche mezz'ora fa mi è arrivato un messaggio da un mio, ex cliente, Matteo, che mi diceva: "Grazie veramente che, insomma mi hai dato tante cose su cui, lavorare e oggi dopo" non so, noi avevamo iniziato 1 anno fa, con lui, forse un po' di più, per dolore alla schiena, mi ha ringraziato, mi continua a ringraziare che, sta facendo tutti quegli hobby che aveva lasciato perdere, la moto, andare a fare le passeggiate, muoversi in montagna, fare dei trekking. Col mal di schiena aveva messo tutto da parte questo, per paura, perché, persone, cioè principalmente dei medici che si era affiancato, le avevano detto che non c'era nulla da fare, doveva conviverci con questi dolori, nonostante non c'era veramente nulla che causava che andava a perpetuare questi dolori, non giustificavano quei dolori che aveva lui con quello che aveva nella schiena. Quindi abbiamo lavorato con lui sulle cose che insegno a tutti, principalmente il primo step era quello dell'educazione al dolore e poi piano piano tutte le altre tecniche di riprogrammazione neuronale. Ovviamente prendendo in considerazione la sua psiche, le sue emozioni, il suo stress. Non a caso era un periodo molto stressante quando tutto è iniziato per lui, parlavamo di più di 10 anni, di dolore, quindi era anche difficile poi tornare indietro e capire cos'è che era successo 10 anni fa. Ehm, Niente, quindi tutt'oggi mi arrivano messaggi di persone che mi ringraziano e mi dicono: "Ciao Mattia", che mi dicono appunto che sono state bene, che iniziano a muoversi, che iniziano a fare le cose che volevano fare. Ehm, Mi sono segnato qualcosa qui a fianco, anzi prima che mi perdo, Neurobalance Kit è oggi disponibile, quindi con le 4 pratiche che io solitamente, insegno, ci sono 4 demo, diciamo 4 video guidati su iniziare, da zero queste pratiche. Neurobalance Kit lo potete trovare o nel mio, venezianotherapy.com, il mio sito web, e potete scaricarlo. In questo momento è a 22 €, quindi un prezzo molto accessibile a chiunque. È un po' diverso dal Neurobalance Pro ovviamente, che hai tante meditazioni, hai tanti tracciamenti somatici, hai diciamo tanto a disposizione, e poi comunque oggi è diventato una membership Neurobalance Pro, per quindi assisterti mensilmente su tutto quello che ti serve, con delle live, con dei workshop. Intanto tu continui a fare la pratica, puoi fare domande comunque nei workshop e nelle live che arriveranno da settembre. Inizialmente tutto questo non c'era, era semplicemente 1 a 1, terapia io con te, o fisicamente qui se vivevi nelle mie zone, oppure direttamente, diciamo in videochiamata. Oggi ci sono 3 possibilità. La prima è questo Neurobalance Kit se sei proprio a zero, cioè non sai nulla, stai iniziando adesso, stai guardando i miei video, allora ti consiglio di entrare nel Neurobalance Kit, costa 22 €, hai quello che ti serve per iniziare. Se poi dopo trovi i benefici, vedi che comunque quello che ti sto dicendo, diciamo ti, raffigura, a quel punto entri in Neurobalance Pro. E Neurobalance Pro poi è una membership, puoi entrare oggi, finire tra 1 mese o 2 mesi, oppure rimanere dentro
questa membership, che in questo momento sono 50 euro al mese. C'è un periodo di accesso, c'è una fee, una tantum, che parliamo di 470 euro per l'accesso, e poi pian piano insomma decidi tu quanto rimanere dentro, considerando che c'hai tutti gli aggiornamenti, hai tutto quello che ti serve per essere supportato. Per le persone invece che non vogliono assolutamente perdere tempo perché non hanno voglia di stare troppo lì a guardare cosa è giusto, cosa è sbagliato per loro, non sanno se questo neurobalance, questo approccio mente-corpo sia per loro, a quel punto ti consiglio di entrare nel percorso di affiancamento direttamente con me, okay? Ale M. adesso ti rispondo. A quel punto decidiamo se questo percorso può essere per te e se io posso affiancarti con il mio team. Oggi nel team abbiamo una psicologa che è Annalisa, ce n'è un'altra, Alessandra, che sono 2 persone molto formate sulla terapia di riprocesso del dolore, perché la psicologia mirata al dolore è veramente pochissima in Italia e all'estero. Sono formati agli ultime evidenze della neuroscienza, quindi ho cercato di metterle dentro il team anche loro. Abbiamo già iniziato con qualcuno. E nei casi in cui non sappiamo se la tua problematica potrebbe essere principalmente, diciamo, data da un sistema nervoso ipersensibile, ma potrebbe esserci qualcos'altro, quindi siamo un po' nel borderline, ci sono dei neurochirurgi che ogni tanto sentiamo per avere una consultazione con loro. Neurochirurghi che sono comunque formati a questa ultima neuroscienza del dolore. Ok, quindi queste sono le 3 in questo momento offerte, modi in cui posso aiutare le persone. Neurobalance Kit, poi c'è il Neurobalance Pro, la membership mensile, e poi c'è il percorso di affiancamento che lì ogni persona poi decidiamo se fa per noi o se tu fai o se noi facciamo per te. Ok, quindi lì dipende dalla consultazione che poi andai a prenotare e facciamo una chiamata insieme. Quindi Ale M, non ho capito se adesso tratti solo cervicalgia. Bravo, era una domanda che io avrei voluto rispondere in questa live, perché tempo fa, qualche live fa, avevo appunto detto che avrei guardato solo la parte della cervicalgia. Per quanto io sia molto legato a questo dolore, a questa parte del corpo, ho riflettuto molto e ho pensato che non esiste un trattamento diverso tra cervicalgia e mal di schiena, non esiste. Se parliamo di cervicalgia cronica o di dolore cronico, la terapia è sempre quella, quindi io vado a mirare principalmente al dolore persistente. Quindi questo è quello che posso dire, che si è ampliata a tutti i dolori persistenti la terapia, perché non cambiano i video, non cambiano le terapie, i tracciamenti somatici, non cambiano i tapping, non cambia il mindset e la persona è sempre la stessa, il sistema nervoso è sempre uguale, il cervello è sempre uguale. Cosa cambia? Le nostre esperienze. Cambiano cos'è che ti sta stressando a te, quali sono le tue credenze, come ti stai muovendo. Ovviamente i sintomi possono cambiare da ognuno all'altro e non voglio dire che son tutti interamente nociplastici, ovvero creati dal sistema nervoso ipersensibile, ma la maggior parte lo è. Ecco perché ho deciso di ampliare nuovamente la terapia a tutte quelle persone che hanno dolori persistenti. La maggior parte delle persone che in questo momento stanno entrando sono persone con fibromialgia, cervicalgia e mal di schiena. Diciamo che queste sono le 3 parti e emicrania, 3, 4 parti insomma che io mi sento sicuro, perché la maggior parte di queste persone hanno dolori persistenti nociplastici. Mi sento sicuro di dirti: questo percorso funziona. Ehm, Se hai cervicalgia ancora di più, nel senso che io so perfettamente i sintomi della cervicalgia, sono specializzato in quella parte del corpo, ma come ho detto prima,
i sintomi possono essere differenti, ma la radice è sempre quella, okay? Spero di averti risposto, Ale. Un'altra cosa che volevo dirvi è che molte persone mi chiedono ancora oggi, dopo tutti i video che ho fatto in questi anni, cosa ne penso dell'ozonoterapia, cosa ne penso della posturale, cosa ne penso della fisioterapia normale. Io penso, in base a quello che io ho studiato e come mi sono formato, e anche da, diciamo, quello che il dottor Sarno, che è il primo pioniere di queste pratiche, diceva, è che se andiamo costantemente a fare delle terapie manuali, okay, o strumentali mirate al corpo, senza pensare qual è la radice vera, queste terapie strumentali mirate al corpo non danno beneficio. Ecco che posso dirti quindi di non spendere altri soldi o altro tempo in terapie strumentali, perché 1, ci sono talmente tante persone che l'hanno provate e non hanno avuto benefici, che perderesti del tempo. Poi, ovviamente non ci sono delle controindicazioni nella zonoterapia, nella fisioterapia normale, cioè puoi farlo, però se vuoi dimezzare i tempi di guarigioni e soprattutto non spendere l'ira di Dio, poi ognuno ha le sue risorse, vai su quelle cose che oggi nel 2024 stanno dando i risultati. Ora, quante persone però, fisioterapisti possono dirti: no, la postura è importante, no, devi rinforzare i muscoli della schiena". Okay, va bene. Allora, se quello è il problema, allora tutte le persone che avevano dolori persistenti con una posturale e con il rinforzo della schiena sarebbero stati bene. Questo non è vero. Quindi quello che ti posso dire è che quelle terapie non funzionano, nella maggior parte dei casi. Poi stiamo parlando di dolori cronici, non stiamo parlando di dolori acuti che, solitamente entro i 3 mesi, diciamo, non si guariscono, perché bisogna anche dire questo, la maggior parte dei dolori guariscono da soli, totalmente, entro i 3 mesi. Poi se c'è qualcosa che si perpetua nei giorni in quei mesi, sono principalmente i fattori emotivi, psicologici e come il tuo sistema nervoso, ehm, ha registrato eventi del passato, normalmente questi dolori svaniscono. Infatti il mal di schiena entro 2 mesi solitamente guarisce. E una volta si diceva, questo magari di 20 anni fa, che quando avevi mal di schiena ti dovevi semplicemente riposare. Oggi per fortuna no, non è così e quindi ti direbbero: "Quando hai mal di schiena inizia a muoverti, continua a muoverti, fai esercizio fisico". Purtroppo anche questo, per quanto sia totalmente vero che bisogna farlo, non è completo come terapia. Perché se tu soffri da dolori alla schiena o cervicale da anni e sei già attivo, non è che devi essere un atleta, diventare un atleta per guarire 'sto mal di schiena. Ecco che lì bisogna fare un passo indietro, togliere tutte le credenze che ti stanno sommergendo da questo, quell'altro, quell'altro, iniziare quindi da zero e dire: "Okay, quali sono cos'è la neuroscienza, cos'è che dice la neuroscienza nel 2024 sui dolori persistenti al collo o alla schiena?" E guardiamo che infatti, la maggior parte di queste sono problematiche che non hanno a che fare con la struttura del corpo, okay? Anche se ovviamente quando sei in dolore la tua struttura del corpo e la tua postura va in contrazione. Questo è normale, okay? Ma è una conseguenza, non è la causa, okay? Quindi lasciamo perdere il fatto della postura, okay? La postura è una conseguenza, non è la causa. Quindi ginnastica posturale, stretching completo, quello che possiamo vedere, non perdere tempo, okay? Non sono qui a darti i consigli che ti darebbero tutti, altrimenti tutti i video che avresti visto su YouTube e tutte le persone che ti hanno affiancato avrebbero risolto il tuo problema.
Quindi lasciamo perdere la posturale, lasciamo perdere il fatto che i tuoi muscoli sono deboli, perché non è assolutamente vero, perché cosa vuol dire? Che allora tutti gli atleti che abbiamo oggi nel mondo non soffrono di dolori cronici? Atleti che vivono 8 ore al giorno di allenamento? Sono deboli? Però anche loro hanno dolori cronici. Vedi che bisogna mettere in discussione tutto, ma quando mettiamo in discussione tutto poi c'è una grande confusione, soprattutto perché oggi quando tu scrivi su Google come risolvere il mal di schiena, ti vengono fuori i primi websites e guardiamo caso, guarda ti faccio vedere, come risolvere il mal di schiena cronico, ok? Andiamo specifici, così ti dico, sono qua davanti al computer, cosa viene fuori? Allora, il primo che mi viene fuori qui in Italia sono dei video, mal di schiena cronico, voglio però vedere, vabbè, il secondo, vabbè, sono tutti video in realtà, però se andiamo a vedere, no, aspetta, vediamo, ero sui video, vediamo proprio gli articoli. Ci sono 3 sponsorizzati, che lasciamoli perdere magari, e il primo, questo è veramente molto importante, il primo che mi esce fuori si chiama mal di schiena lombare cronico, di un sito che si chiama bauefeind.it, ok? Vado a vedere cosa c'è nel primo. Facendo un breve scroll giù e vedere cos'è che dice, e vediamo se è veramente il primo di Google, perché noi pensiamo che ovviamente è tutto attendibile, ma la maggior parte di quello che trovi su Google non è attendibile. Cosa ci vende? Ci vende una fascia ortopedica sacroiliaca per la stabilizzazione dei pelvi e lo scarico dell'articolazione sacroiliaca. Prodotto. Un prodotto, già c'è qualcosa che non va, ok? Già c'è qualcosa che non va. Il dolore cronico nella regione lombare. Voglio vedere i trattamenti. Come diagnosticare il mal di schiena cronico, il trattamento della lombalgia, ok. Il trattamento della lombalgia. Oh, ragazzi, dice che come regola base ci vuole il movimento fisico, va bene. In molti casi è necessaria un'appropriata terapia del dolore per consentire alle persone di riprendere anche semplicemente a muoversi, contribuendo così in modo significativo al successo della terapia. Non dice assolutamente di cos'è sta terapia del dolore, come prevenire il mal di schiena, ok? Regolare esercizio fisico, vabbè, questo lo sappiamo, riduzione dello stress, ci sta, sollievo dal dolore alla prevenzione, ok, mediante ortesi per la schiena. Okay, già qua ci vogliono vendere qualcosa di ortopedico, come se fossimo dei vecchi di 99 anni, che dobbiamo avere delle cose che stabilizzano la schiena. Perché questo succede ragazzi ancora, nel 2024, che io ho lavorato per dei studi di fisioterapia che ancora davano questi consigli di mettere delle fasce ortopediche alla schiena. Quello potrebbe esserci potrebbe andare bene se soffriamo di osteoporosi grave e quindi si pensa che quell'osso potrebbe cedere in ogni momento. Ma se parliamo di osteoporosi, qual è il trattamento più focalizzato, più efficace per l'osteoporosi? Ora, qual è? Pensiamoci un attimo. Qual è? La vitamina D? No. È l'esercizio fisico. Ma l'esercizio fisico per l'osteoporosi, in base alle ultime protocolli, ok, fisioterapici, parliamo di non esercizio fisico solo aerobico, ma esercizio fisico anche di peso. Peso, quindi fare proprio dei pesi leggeri ovviamente, ma di caricare la schiena in modo che si rinforzi quella schiena. Ora, qua parliamo di totalmente, siamo usciti un po' fuori dal topic, perché stiamo parlando di osteoporosi.
Però per farvi capire, questo è un esempio, io ho preso il primo di Google. Ovviamente tu se vai su Google e scrivi qualsiasi cosa, i primi 3 o 4 o 5 risultati non vuol dire che sono quelli attendibili. Magari dovresti andare al 20° per trovare, quello attendibile. E tu come fai a sapere se è attendibile o no 'sta roba? Ecco, questo è un gran problema, questo è un grande, grande problema. Ecco perché in Italia ci sono milioni di persone che soffrono da dolori cronici e non sanno qual è la causa del loro problema. Ora io non voglio dire che posso salvare di tutti, posso dire in base a quelli che ho visto io, in base alla mia esperienza in primis, perché nessuno mi può dire che la cervicalgia cronica te la devi tenere tutta la vita, perché io l'ho risolta. Ho risolto differenti tipologie di dolore come quelli della schiena, come la fibromialgia, che anche quella è un qualcosa che continua a persistere con grandissime malinformazioni, misinformazioni, dicendo che bisogna prendere quella dieta, bisogna prendere quei integratori. Chi addirittura ti insulta perché non è vero che la fibromialgia deriva da uno stato di ipersensibilità del sistema nervoso. Quindi vedi che c'è una battaglia, una confusione incredibile. Quindi come fai? Lì devi decidere tu, devi sapere tu cos'è che sta funzionando per te. O le provi tutte, le terapie, fin quando non ti stanchi, oppure se mi credi e pensi che quello che ti sto dicendo è veritiero, provi direttamente questa terapia. Cioè non c'è altro, non c'è altro. E poi cos'è? Il problema sarebbe solo il costo, perché una volta che tu sai, ok, questo è il metodo che devo usare, questa è la direzione che devo andare, possono essere solo i costi i problemi, costo e tempo. Ora, per ovviare a questi due problematiche, costo e tempo, io sto cercando di dare l'opportunità a chiunque di entrare in questo percorso. Quindi con Neurobalance Kit, Neurobalance Pro, percorso di affiancamento, in base alle tue risorse e tempo. Ok? Ora siamo arrivati al 27° minuto e tra poco stacco. Vediamo se c'era qualcos'altro che nel mentre volevo dirvi. L'ozonoterapia, ecco, mi stavo dimenticando. L'ozonoterapia è una terapia strumentale. Non abbiamo ricerche scientifiche che dicono che questa è una terapia fondamentale per risolvere problematiche croniche, anzi per niente. Cioè oggi non esistono ricerche scientifiche così solide che ci dicono questi dolori cronici, tutti i dolori cronici possono essere risolti con terapie strumentali. No, puoi scalfire forse il sintomo, ma non puoi risolverlo. Ancora oggi no, probabilmente con le artificial intelligence tra qualche anno potremmo raggiungere un risultato molto, molto promettente, ma con l'artificial intelligence. Cosa penso sull'artificial intelligence per la terapia? Sarebbe una figata che, siccome io insegno meditazione e visualizzazione, in queste situazioni in cui devi chiudere gli occhi, visualizzare te stesso che cammina in modo fluido, fai finta che tu hai mal di schiena e non riesci a camminare in modo fluido. Queste visualizzazioni quindi ti aiutano a riprogrammare il cervello che tu puoi fare quella cosa, perché la stai facendo dentro la tua psiche, la stai visualizzando e il cervello non fa differenza tra visualizzazione o realtà. Cioè per lui una volta che tu chiudi gli occhi, quella è realtà. Ecco perché molte volte è difficile non farsi passare i traumi da dosso, perché il cervello ricorda sempre quell'avvenimento. Lo ricorda talmente tante volte che ti rimane dentro. E come fai per scalfire e per modificare quell'avvenimento, quel trauma? Ci sono delle terapie mirate per
cambiare la credenza o cambiare quella situazione lì, ma non cambiare l'evento stesso, ma cambiare come tu reagisci a quell'evento, okay? Quindi non è il problema lo stress, ma è la reazione allo stress, okay? Molto importante. Non è il problema lo stress, perché lo stress fa parte della nostra vita, è la reazione allo stress, okay? Quindi questi metodi, queste terapie non mirano a portarti giù lo stress per sempre, mirano a prepararti che quando lo stress arriva potente, il tuo sistema nervoso non reagisce più come prima e quindi il dolore non arriva a quei livelli stellari, tu continui a muoverti, il movimento è terapia e quindi a quel punto entri in un ciclo super terapeutico che ti fa ti 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 mhmm, ti protegge da qualsiasi cosa. Perché tu se pensi che ci sia qualcosa all'esterno di te che ti deve far stare bene, non esiste. Queste tecniche infatti entrano dentro di te e te le porti tutta la vita, okay? Va bene, questo è quello che volevo dire per oggi. Sta finendo la settimana, ragazzi prendetevi del tempo, sabato e domenica, per ricaricare le batterie, fate sport, fa molto caldo, lo so, è difficile far sport. Per quelli che sono fortunati, che vivono o in montagna o al mare, fatevi una nuotata, fatevi un giro in montagna, fatevi un giro in montagna anche da parte mia che mi mancano moltissimo, perché sono qui in Sardegna, le montagne sono caldissime qua e non riesco a andar su, però ho il mare, quindi posso farmi una nuotata. Per chi è in città mi spiace, lo so, mi spiace, io ho deciso di non vivere in città proprio perché non voglio avere questo problema, perché sono uno che ama la vita all'aria aperta. Tu le paghi le tasse? No, non le pago le tasse, sono l'unica persona in Italia che non paga le tasse. A volte arrivano queste domande così nelle chat, a caso proprio, cioè e vabbè, comunque. Questo è tutto, fatevi un buon weekend, ci vediamo nella prossima live che non so quando sarà, ma intanto ci vediamo nei prossimi video su YouTube, che saranno 1 o 2 volte al mese alla settimana, okay? Alla prossima, a presto, ciao ciao.